Veneto e Friuli Venezia Giulia sono in piena sintonia per quanto riguarda la TAV, il tracciato ferroviario ad alta velocità che attraverserà anche queste due regioni. I presidenti Zaia e Tondo si sono incontrati in un vertice a Trieste e hanno manifestato idee chiare e condivise sul percorso. L'opposizione però resta critica sulla scelta della linea TAV a sud lungo il litorale fino a Portogruaro. Dalla redazione di Trieste il servizio di Walter Scherk. La TAV Venezia-Trieste si farà. I 4 binari della ferrovia ad alta velocità in Veneto saranno posti lungo la costa, nel Friuli Venezia Giulia in parallelo con l'autostrada. E questo l'accordo raggiunto da Tondo e Zaia. A definire il punto d'attraversamento del tagliamento saranno gli ingegneri di RFI Italfer. Solo per la progettazione è prevista una spesa di 4 miliardi di euro. Il punto di incontro c'era, è stato costruito in questi mesi col lavoro degli assessori e delle nostre strutture, c'è un tracciato comune condiviso, l'Europa sta dalla nostra parte, ci appoggia, si va avanti. Per quel che ci riguarda sta progettando RFI e quindi Italfer e sarà presentata la bozza del progetto preliminare a fine anno che discuteremo con i nostri amministratori locali e con la comunità. Ovviamente è deciso il fatto che si va verso la fascia litoranea e dopodiché si risale, si va ovviamente in piena sintonia con il Friuli ad arrivare a Trieste. Padrino dell'accordo è stato il coordinatore europeo per le ferrovie del corridoio 5 Brinkhorst, che ha ricordato che per non perdere i finanziamenti comunitari i progetti preliminari dovranno essere presentati entro la fine dell'anno. A favorire l'incontro tra Brinkhorst e i governatori è stata l'associazione Transpadana, che ha riunito a Trieste esponenti dell'imprenditoria delle due regioni. Tutti concordi: senza la TAV l'economia del Triveneto non ha futuro.